Nel segno del numero 4, un Ribera forza 4 demolisce il Sant'Agata e rafforza la posizione nell'attuale griglia dei playoff. I biancoazzurri hanno vinto 4-1, salgono in classifica al quarto posto con 40 punti. Un prestigioso traguardo conquistato con una grande umiltà e soprattutto portando avanti il motto del prima non subire gol per poi provare a vincere anche con il minimo scarto. Il Ribera vince e diverte contro la terzultima in classifica. Al Nino Novara non c'è stata mai partita. Netta la differenza tecnica dei valori in campo. Il 4-4-2 dei padroni di casa travolge fin dalle prime battute il guardingo Sant'Agata, sceso in campo con il chiaro intento di portare a casa il punticino. Il Ribera in maglia arancione fa la partita e costruisce un paio di azioni che però non spezzano l'equilibrio del punteggio. Ospiti non pervenuti dalle parti di Talluto, il migliore portiere dell'eccellenza con appena 9 reti subite in 23 partite. La pressione della squadra di Montalbano è al massimo e alla 30esima si materializza con il vantaggio. Cross dalla destra di Lombardo ed il fantasista Pasquale Galluzzo batte Monastra. Il Sant'Agata accusa il colpo e subisce il secondo gol dopo circa 4 minuti. Minuto 34, colpo di testa del gigante Ciancimino e tap-in vincente dell'ex Favara Lombardo. Partita virtualmente chiusa anche per l'inconsistenza degli avversari che non producono nessuna azione degna di nota. Nel secondo tempo il Ribera dilaga. Prima delle altre reti gli attaccanti Martorana e Bellavia provano a partecipare al festival del gol ma senza fortuna. La difesa del Sant'Agata regge l'urto fino al 60esimo. Lombardo e Galluzzo sono in giornata di grazia e confezionano il 3-0. Doppietta per il numero 10 ex Camarat. Poi è Chiara ad avere l'occasione per il poker ma la palla termina fuori di un niente. Nel finale sale in cattedra il bomber agrigentino Emiliano Bellavia che insacca con un colpo di testa il 4-0 per il Ribera. Palla gol anche per Martorana, ma la cinquina non arriva. Al 90esimo il Sant'Agata segna la rete della bandiera con Marandano che rende meno amara la netta sconfitta. A fine gara Giussi Terrasi ha intervistato gli allenatori Salvatore Bongiovanni del Sant'Agata e Vincenzo Montalbano del Ribera. Mister, un 4-1 oggi un po' pesante per la sua squadra. Ma ci sono stati superiori in tutto, quindi è il giusto risultato della partita che abbiamo fatto. Commettiamo sempre tanti errori e dobbiamo cambiare un po' il registro perché così è difficile salvarsi. Secondo lei cosa è mancato oggi al Sant'Agata? Abbiamo tenuto, il problema è che ogni volta che gli avversari entrano nella nostra area ci fanno gol, quindi abbiamo dimostrato una solidità difensiva inesistente, loro arrivavano sempre primi su ogni pallone, erano molto più determinati e niente, non si può commentare, è stata una vittoria netta dove la mia squadra non è completamente esistita. Quindi oggi è stata una giornata molto positiva, abbiamo vinto con merito, l'unica nota stonata è il gol che alla fine abbiamo fatto una disattenzione che bisognava evitare. Qual è l'importanza di questa vittoria? Ma questa vittoria credo che ormai siamo quasi salvi, non è retorica, non è niente perché magari tutti pensano che ormai il Ribera è la favorita. Sì, è vero, noi in questo momento siamo la favorita, però raggiungendo l'obiettivo della salvezza ora possiamo puntare veramente in alto e possiamo divertirci.